Applausi dopo. Applausi. Bravi, auguri. Io se avessi avuto il tempo volevo fare l'isonto, così ho detto la Allora, cuore friulano, non siamo tanti aperti, ma quando ci apriamo con chi ci dà fiducia lo siamo per sempre. Terra di portieri, terra di cantanti, in friulano e no. Terra di monti, mari e montagne, ad ogni tiro di schioppo. Questa è la mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Dedicata a Friuli. Certo, anche se, scusate, anche se io sono figlio di emigranti che sono andati in Germania, dove io sono nato, anche se mi erano un po' slavi italiani, perché prima della guerra era Jugoslavia, dopo sono in Italia, io mi sento friulano, scusate. Bravo. Beh, allora cominciamo a dire. Non lo parlo perché Io non sono friulano, sono nato a Palermo, mia madre è piemontese, mia nonna è slovena, Juriti Vilinda, per cui la mia bisnonna è macedone, per cui lasciamo perdere. Buonasera a tutti, credo sia la serata in cui c'è più afflusso di persone e questo vuole premiare l'organizzatrice e tutto il corollario delle persone che aiuta a organizzare queste mostre. La mia opera Tagliamento, che è qui dietro, posso spiegare soltanto un attimo il simbolismo dei colori, perché avendo fatto la guida d'arte alla mostra di Leggio su artisti del Rinascimento, ho imparato il simbolismo dei colori. Evidentemente l'azzurro è l'acqua, il bianco sono le ghiaie del Tagliamento e le ghiaie del Friuli, e il rosso, che è la cosa più importante secondo me di questa modestissima opera, comunque è il rosso sangue che ha permeato e coperto purtroppo il Friuli in tutte le epoche della storia a cui sono passati tutti e hanno fatto tutti dei disastri, popoli famosi o meno famosi. Ringrazio il dottor Ribaudo per la nomina del discorso che facevamo prima amichevolmente delle religioni qui. E un applauso soprattutto ai bambini che sono il nostro futuro. Avessi avuto io la possibilità e la capacità, che purtroppo non ho ancora, che hanno questi bimbi, di presentarsi con le loro cose, con le loro opere. Non mi ritengo un artista, ma sicuramente una persona sensibile. E ringrazio tutti voi per la partecipazione. Grazie. Una mia opera è quella, i fenicotteri sono praticamente una veduta da Belvedere verso Barbana e la laguna di Grado. E poi c'è il gallo. E c'è il gallo che è il simbolo del Friuli, che è sulle scale. Sì. Altro, se mi fate Perché le opere? Perché il fenicottero? Il fenicottero perché è un ritorno alla natura, eccetera, cioè le mie opere sono molto, diciamo, di natura, amo la natura, gli animali, i colori, la vita, insomma, diciamo che è un ritorno alla vita, in questo senso. I fenicotteri sono A Grado, all'isola della Cona. Diciamo che è una vita nell'arte, prima, durante, e l'abbiamo trasmessa anche al nostro figlio. Assolutamente. Alessandra Plett. Io mi aggancio a ciò che prima il professor Sutto ha detto, assolutamente non mi reputo un artista, sono un amante dell'arte, ogni tanto mi riesce qualcosa di buono. E questa sera ringrazio Pia perché veramente non ho portato nessun dipinto, veramente, semplicemente 2 schizzi fatti a penna e a matita. Uno rappresenta la mia città, ho disegnato proprio a penna la chiesetta di Santo Spirito con il castello di Gorizia, sono goriziana, e, sì, lungo le scale, sulle scale, e poi, aiuto, scusatemi, e poi ho scoperto che omaggio al comune di Udine, ho dipinto un'aquila, disegnato proprio, uno schizzo proprio.
Giulia. È il simbolo del Friuli Venezia Giulia. Bene. La centopia, il dipinto, il disegno, perché veramente è uno schifo. Io non vorrei tutto un disegno, veramente. Che lei è veramente brava. No, ogni tanto mi riesce qualcosa, dai via, ogni tanto mi riesce. Ma comunque dove sei andata a finire? Ultimamente sono ancora a Barcellona con un dipinto, lì un dipinto, alle Canarie, a Milano negli ultimi mesi, sono appena rientrata da Castellarquato. Diciamo che da dicembre ho avuto parecchie richieste. Ecco, allora, da dicembre che è con me, che è la prima volta con me, ha avuto successo e questo è grazie merito Pia. suo. Mi hai portato fortuna. Grazie Pia. Ho Ho dovuto rinunciare proprio anche perché non sapevo come gestire. Poi io non sono una pittrice, sono un'insegnante, per cui con lo tempo mi dedico a questa passione. Aiuto. È la prima volta che è con noi? Sì. Aspetta un attimo. Questo è un uovo di struzzo che viene nel prodotto qua in Friuli Venezia Giulia, è un guscio, che non è un uovo, è un guscio, e la signora lo ha disinfettato, curato, fatto tutto quanto, no? Giusto? E l'ha dipinto a mano. Queste sono le sue uova di struzzo. Sì, io ci tenevo molto a far vedere questo perché può essere, io ho sempre amato dipingere colori, non disegni, colori, perché io fiori soprattutto, perché io nei fiori vedo il profumo, vedo tutto, vedo le sfumature, vedo le cose che mi danno qualcosa, mi danno l'emozione, nell'anima, perché un dipinto può darti qualcosa, come niente, io spero che dà qualcosa e mi piace, mi fa stare bene, ho lottato molto per arrivare a questo livello, perché io, per vari motivi, anche molti no, ho trovato molti no nella strada, molte difficoltà. Persone che mi dicevano no, lascia stare, lascia perdere, fai le pulizie di casa, lascia perdere, non fare niente, Pia sa qualcosa. E io invece ho voluto veramente dedicarmi a questo. Non lo faccio solamente sulle uova, lo faccio sulle stoffa, lo faccio sulle porcellana, lo faccio sul vetro colorante, su vari materiali. Io sono Edith Mandaio, dipingo da quando ero bambina per passione. Allora, qui ho portato 3 opere dedicate al Friuli Venezia Giulia. Quelle lì sono le montagne di Gemona che si vede da casa mia, e quel quadro lì lo dedico a mio papà che negli anni 50 era alpino, che quel battaglione scalava il Quarnan col zaino, sì, lo dedico a mio papà. E dopo ho portato la pianura friulana che rispecchia che rispecchia anche la pianura veneta, perché io sono nata nel Veneto. E ho portato il quadro del molo di Trieste, perché mi piace tanto Trieste, mi piace il mare, che è sul vano delle Scale, però ho dedicato vari quadri al Friuli Venezia Giulia. Basta tutto qua. Erna. Non c'è perché lei ha l'ultima. Posso dire io 2 parole di numero di Erna Bugmanic, che ha un profondo senso dell'ironia nei suoi disegni. Anche lei ha ripreso molti personaggi della storia e dell'attualità, anche della sua famiglia, sempre deformandoli con un senso di ironia e di partecipazione scenica che voi potete ammirare in questo quadro. Grazie. Mi dicono che potrei dire due parole anche per Sergio Marino, che è un autore che è presente giù nella sala del piano terra con dei richiami a Leonardo e a Michelangelo, questi 2 grandi interpreti del Rinascimento. Premiamo per il magico Friuli degli artisti Roberto Liruzzi per la sua poliedricità in certi argomenti. Grazie mille. C'è una
Grazie io non so più di ormai. averci fatto notare le sue creazioni. Grazie a voi tutti quanti. Grazie a voi. Consegna Marino Milesi. Non c'è. C'era prima, ma Il professor Ribaudo consegna Bianca Pizzolato. Bianca Pizzolato, grazie per averci parlato di quello che lei fa, di quello che propone. Aspettiamo. Grazie mille. Posso fare la foto con il mio critico? Va bene, aspetta un attimo. Grazie mille, grazie. hai visto che hai preso il cartello di Stato, non solo a Barcellona ma anche a Udine. E grazie a voi. Grazie In bocca al lupo. Grazie mille. Ok. Complimenti. Consegna al professor Vittorio Succo. Vedete foto, ok, aspetta un attimo. Consegna Ettore Ribaudo. Una domanda, tu hai cominciato a dipingere da piccolo, dato che sei ancora piccolo, cosa intendi fare a scuola nell'arte? Grazie mille. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie. L'uomo di ferro. Lui perché è la L'uomo prima di ferro, volta. l'uomo d'acciaio. Non c'è. Niente, ecco. Grazie mille. Assessore, venga. Grazie a tutti, invito appena aggiunta assessore all'istruzione del comune di Udine, la dottoressa professoressa Marioni, Venga. Oh, grazie. se vuole Venga. fare un breve intervento. Faccio un breve. Invito sotto gli altri e quindi plaudo a questa nuova iniziativa, come tante altre che vengono fatte qui, che sono davvero diamo da delle fare. bellissime iniziative. Ringrazio Michael Pasut, la signora Pia Molina che tra l'altro mi aveva invitato, l'avevo avvertita che non so se non sapevo se potevo venire. Abbiamo qui Manlio Boccolini che conosco da quando era quasi neonato e, ecco, e il bravo Vito Sutto. Quindi un'altra bella iniziativa che sicuramente Lascerà un piccolo segno. Senz'altro. Grazie a tutti, grazie. L'azienda Carlo Visotto. L'azienda Carlo Visotto di Trepotto. Sì, io volevo spendere 2 parole, mi premeva così far capire la nostra idea di connubio con l'arte, senza nulla togliere a nessuno. Ci sono diverse manifestazioni, modi di manifestare l'arte. Per noi la nostra cantina, come abbiamo deciso di fare il vino, ci mettiamo la passione, la stessa passione o estro, tecnica sicuramente, passione nel fare il vino, un vino naturale, un vino biologico, quindi rispettando la natura, argomento di cui si è visto, e vogliamo considerare il calice del vino come un'opera d'arte, ecco, anche nel nostro piccolo. Nel nostro piccolo abbiamo voluto inserirci nel mondo del vino biologico in particolare. Grazie. Brava.
ringrazio tutti per essere stati presenti. Magico Friuli, abbiamo reso il Friuli magico questa sera grazie proprio agli artisti, a tutte le istituzioni che sono intervenute e al grande pubblico che è qua presente questa sera. Rimaniamo ancora insieme con i vini di Ca Lovisotto, che faremo assieme una degustazione dei loro 4 tipi di vini. Abbiamo 2 ribolle e 2 schioppettini. Vi invito a seguire sempre Casa degli Artisti Italian Secret su Facebook, su YouTube, su Instagram, in maniera di rimanere aggiornati per i prossimi eventi.